Benvenuti cari tifosi del Napoli, aiutateci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al nostro canale per restare sempre informati sulle ultime novità del nostro club del cuore. Grazie. Guardate il video fino alla fine. Braga, Artur Jorge lancia la sfida al Napoli, la partita di Champions si scalda. Alla vigilia di Braga-Napoli, il tecnico portoghese ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche dei suoi prossimi avversari. Manca sempre meno alla partita di domani sera tra Braga e Napoli. L'esordio in Champions League rappresenta l'occasione per gli uomini di Garcia di riprendersi dalle pessime prestazioni contro Lazio e Genoa. Quella che attende gli azzurri, però, non è una partita facile. Storicamente è sempre stato difficile sfidare le squadre portoghesi fuori casa e la partita di domani sera non farà eccezione. Parla Artur Jorge. Cosa ha detto sul Napoli? Artur Jorge, allenatore del Braga, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico portoghese ha presentato la partita che lo vedrà affrontare il Napoli. Proverà ad attaccare anche contro il Napoli? Siamo ambiziosi. Adoro attaccare il calcio e controllare il gioco. L'anno scorso abbiamo segnato più di 100 gol in tutte le competizioni, chiudendo il campionato con 78 punti. La migliore stagione del club. Dicono che siamo una squadra di guerrieri. Questo mi piace. Riflette la nostra mentalità, testa alta, senza paura. Jorge ha parlato anche di Garcia, definendolo un allenatore innovativo e importante. Inoltre, il tecnico portoghese non vede l'ora di incontrarvi domani sera. Incalzato sul Napoli, l'allenatore del Braga ha svelato chi prenderebbe da Garcia. Kvaratskhelia. È imprevedibile. Ma il Napoli non è solo Kvara o Osimhen. Ma non sarà facile avere la meglio su di noi. Qual è la tua opinione tifoso del Napoli? Sei d'accordo con lui? Oppure no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per la nostra squadra. Lascia un mi piace e iscriviti al canale, grazie.